deposito delle poste a Treviso, paura per il fuoco e la colonna di fumo nero. Alcuni testimoni hanno visto scappare 2 minorenni pochi istanti prima del rogo. Indaga la polizia. Vaccini anti-Covid, abbiamo ricevuto 2 proposte per 12 e 17 milioni di dosi, così il presidente Zaia che annuncia anche la firma di una nuova ordinanza a scuole superiori in presenza al 50% fino al 5 marzo. Immunizzazione over 80 parte domani nella Marca alla vaccinazione. Primo trevigiano a ricevere il siero, un pensionato residente nel quartiere di San Zeno. Spero di essere il primo di una lunga serie. Cresce il numero di pazienti che segnalano il perdurare di sintomi invalidanti anche diversi mesi dopo la negativizzazione. La testimonianza dell'ex assessore di Casale Bottos. Non si placa la polemica Miane dopo la manifestazione dei reduci della Repubblica di Salò, in contemporanea con una commemorazione dei partigiani. Sgominata dai carabinieri una banda specializzata in furti di auto di lusso. Per mettere a segno i furti sfruttavano gli orari del lockdown. Segnalazione ad Antenna 3 a Castelfranco, automobilisti in ostaggio del passaggio a livello di Poisolo, dove l'attesa può durare decine di minuti. L'appello alle istituzioni: intervengano una volta per tutte. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali l'incendio che ha interessato questa mattina una palazzina in piazza Martiri di Belfiore a Treviso. Forse a innescare le fiamme 2 minorenni che sono stati poi visti scappare. Indaga la polizia. Abbiamo visto questa mattina che 2 ragazzetti hanno scavalcato qui dove si vede l'entrata di questo cortile che ha delle poste e credo siano stati loro. Così un residente ai nostri microfoni ha visto 2 ragazzini che si sono allontanati in fretta, subito dopo si sono alzate le fiamme. L'incendio è scoppiato nel portico di questa palazzina in piazza Martiri di Belfiore a Treviso, edificio disabitato, un tempo sede di Poste Italiane. I ragazzini sicuramente minorenni, racconta questo cittadino. Ragazzini piccoli erano, sì erano ragazzini piccoli, si vedeva anche perché uno non riusciva neanche più a scavalcare, ha fatto fatica per scavalcare un muro così. Un adulto ci riesce, un ragazzino fa fatica. Le fiamme alte si sono viste a chilometri di distanza. La zona è stata transennata per permettere le operazioni dei vigili del fuoco che sono giunti sul posto con un'autopompa, un'autobotte, un'autoscala e 9 operatori ed hanno evitato che le fiamme potessero propagarsi all'edificio. Accatastato nel portico c'era di tutto: mobili, rifiuti, sedie, panche ed altro materiale di arredamento d'ufficio. I residenti più volte avevano chiesto l'intervento delle istituzioni. C'è un degrado che, le ripeto, noi qui tutto il quartiere abbiamo fatto, sono 2 anni che facciamo segnalazioni, sono state fatte anche al sindaco, sono state fatte all'assessore Manera, che si sono dati da fare, hanno risposto, le poste hanno detto faremo. Tempo fa hanno mandato uno per pulire, che però ha ammucchiato e ha lasciato tutto là. Fra l'altro, sottolinea, in questo portico c'è sempre un via vai di ragazzini. Qui c'è un via vai di gente che scavalca dentro, presumo, non so cosa faranno, non mi interessa, però si sa, è risaputo, la gente che abita qua lo vede. Nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici, dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. Le operazioni di completo spegnimento, bonifica e messa in sicurezza sono terminate nel pomeriggio. Sempre per la cronaca, incidente nel tardo pomeriggio di oggi sul passante di Mestre, sulla direttrice Padova-Trieste, all'altezza del casello di Preganziolo. Poco prima delle 18 2 auto si sono tamponate, 6 i feriti, 5 si trovavano nella stessa auto. L'allarme è però rientrato, tutti sono stati curati sul posto grazie al tempestivo intervento degli operatori del SUEM di Treviso e di Venezia. Nella segnalazione si parlava anche di un cane che si aggirava nella careggiata, ma una volta sul posto del cane non si è trovata traccia. Veniamo ai dati del contagio da coronavirus in Veneto. Nelle ultime 24 ore sono 231 i casi di positività al Covid, 104 nella giornata di oggi, 40 i decessi. Se guardiamo alla provincia di Treviso, 15 nuovi casi, 14 i decessi sempre nelle ultime 24 ore.
ore. Ma la partita ovviamente fondamentale di questi giorni è quella relativa ai vaccini, con il governatore Zaia che ha rivelato come la Regione abbia avuto offerte per ben 27 milioni di dosi di vaccino. Non c'è alcun mercato nero, abbiamo scritto anche ad Arcuri, ha detto oggi Zaia, che è poi tornato sul tema degli impianti di risalita e delle scuole. Noi mettiamo a disposizione i contatti che abbiamo avuto e che ci hanno cercato, non li abbiamo cercati noi, dove parlano di dosi da 12 milioni uno, 15 milioni l'altro. Penso che valgano la trattativa per un paese, non per una regione. Continua a giocare a carte scoperte Luca Zaia in quella che è la partita del momento, non solo in Italia, l'acquisizione dei vaccini sul mercato. Ribadisce il governatore che ci sono mediatori anche già noti alle strutture che stanno proponendo alla regione i vaccini autorizzati da EMA, ovvero Pfizer, Moderna e AstraZeneca. Una partita delicatissima di cui sono a conoscenza le principali autorità in materia. Abbiamo prima scritto in tempi non sospetti ad AIFA. AIFA ci ha risposto che è bene che parliamo al commissario, scriveremo al commissario e già la lettera è già pronta. Più trasparenti di così cosa dobbiamo fare? Insomma, trasparenza massima, assicura Zaia, non c'è alcun mercato nero. Noi spiace di essere dipinti come quelli che vanno a trattare il mercato nero, che tra un pacco di sigarette di contrabbando portano via anche uno scatolone di vaccini, perché non è così. Anche per questo lo stesso Presidente a rispedire al mittente le accuse di immoralità piovute sul Veneto per essersi mosso in maniera autonoma. Il riferimento va alle parole pronunciate in particolare da Andrea Crisanti. Allora siamo stati immorali anche con i respiratori. Siamo stati immorali anche a acquistare la macchina per far tamponi per Crisanti. Pensa, eravamo gli unici che sono riusciti a comprarsela. Ma pensa che immorali. Questo è il fronte dei vaccini, caldissimo, perché a premere sono le mutazioni del virus, quelle inglesi innanzitutto, che in Veneto pesa per il 18% circa dei contagi. Anche per questo c'è una proroga alla didattica a distanza per le superiori. Il nostro intendimento è quello di sostenere l'apertura della scuola fino al 5 marzo al 50%. Ben altra storia pare di capire è quella degli impianti di risalita richiusi su ordinanza del ministro Speranza a ridosso del via concordato proprio con il CTS. È raccapricciante e imbarazzante vedere un'ordinanza per la chiusura delle piste da sci emanata 4 ore prima della possibilità di aprire le piste da sci. Una doccia gelata sulle aspettative di un intero comparto con i gatti delle nevi che avevano già fatto il loro dovere e gli alberghi rimessi in moto, tutti con l'obiettivo di salvare il salvabile. Penso agli alberghi che hanno tenuto il riscaldamento acceso perché i muri non li riscaldi in una notte. Allora io dico che non c'è solo una questione di ristori, qui devono pagare i danni. E questo è inevitabilmente il tema del sondaggio di questa sera. Montagna, giusto bloccare lo sci? Questo quindi il sondaggio di Ring stasera a partire dalle 21:15 su Antenna 3. Se sì, è giusto bloccare lo sci, il numero è quello verde, 0422 1626 691, se no 0422 1626 690, il numero quello in rosso. La chiamata, vi ricordo, è assolutamente gratuita. Di una mazzata al comparto, alla montagna, hanno parlato oggi in Camera di Commercio di Treviso l'assessore regionale Caner e il presidente della Camera di Commercio Pozza. Lo stop a piste e impianti sciistici a 12 ore dalla riapertura ha costituito un colpo durissimo per il settore e il suo indotto. A margine della presentazione del bilancio 2020 di Fondazione Marca Treviso in Camera di Commercio, l'assessore regionale al turismo Caner lo dice chiaramente. È stata una mazzata non soltanto per il comparto invernale, quindi per gli impianti a fune, ma per tutto l'indotto che c'è, quindi sicuramente è una battuta d'arresto che non ci voleva. Io quello che contesto è il metodo, cioè il fatto che comunque sarebbe stato necessario dirci questa cosa con un po' di margine di tempo, perché la gente si stava attrezzando a ripartire. Io ho incontrato degli albergatori pochi giorni fa ed erano tutti contenti di riaprire, ordinato i materiali, il personale, e adesso si ritrovano come? Un brutto passo di partenza, però può capitare. L'importante è che adesso si pensi a dei ristori. L'ex consorzio di promozione turistica, ora Fondazione, ha comunque lavorato in quest'anno portando avanti progetti e percorsi già avviati, ma i numeri sono drammatici. Se a livello regionale il comparto ha perso il 63% delle presenze, per le città d'arte come Treviso la percentuale sale all'85%. Perdendo l'85% di presenze
basta fare il calcolo pro capite, la spesa era di 135 euro, per cui su 2 milioni circa di presenze, il calcolo è facile. Con l'aeroporto condividiamo la non presenza di persone. Appena riapriranno i ristoranti, apriranno gli aeroporti, perché se manca gente evidentemente è assurdo tenerlo aperto. In termini di rilancio, la Regione chiederà che venga data priorità nelle vaccinazioni agli operatori del settore, dall'alberghiero alla ristorazione. Per dare un'idea importante all'estero di sicurezza e quindi permetterci anche a me e a tutta l'Italia, anche ai miei colleghi delle altre regioni, di fare una promozione internazionale dicendo: venite in Veneto che potete fare una vacanza sicura. 3 pattuglie dei carabinieri sono intervenute nel pomeriggio di ieri a Silea per un improvvisato raduno di auto elaborate nel piazzale dello Space Cinema deserto causa Covid. Numerose le segnalazioni giunte a Comune e forze dell'ordine che parlavano di decine di auto e del rischio concreto di assembramenti. Una volta sul posto i carabinieri hanno disperso gli automobilisti, tanti e giovanissimi, nessuna sanzione è stata elevata. Tutti al momento dell'arrivo dei militari indossavano la mascherina. Io stessa ho chiesto l'intervento delle forze dell'ordine, racconta la sindaca di Silea Rossella Cendron, che ricorda come in passato sul territorio vi siano state anche gare clandestine. Ritorniamo a parlare di Covid, perché parte domani nella Marca la vaccinazione degli over 80. Primo trevigiano a ricevere il siero sarà un pensionato residente nel quartiere di San Zeno che abbiamo intervistato. Io pensavo che andassero in ordine alfabetico, invece evidentemente vanno in ordine di data. Essendo nato il 1 gennaio 41, sono partiti da là. E spero di essere il primo di una lunga serie, perché abbiamo bisogno di venirne fuori. E anche abbastanza rapidamente. Non nasconde l'emozione Mario Vivian alla vigilia del giorno che significherà il primo passo nella via d'uscita dall'incubo Covid. Sarà lui domattina il primo trevigiano a dare il via alla vaccinazione di massa degli over 80. L'appuntamento è alle 8:30 al Bocciodromo di Villorba, uno dei 4 centri straordinari individuati dall'ULSS 2 in collaborazione con i comuni per la campagna vaccinale. La comunicazione è arrivata via SMS. Un SMS dicendo appunto che domani alle 8:30 al centro del Bocciodromo di Villorba, via Nobel, quello che è, appunto sono atteso per fare sto vaccino. Aspettavo anche perché avevo avuto un preavviso da parte del sindacato pensionati che stavano cominciando appunto la campagna di vaccinazione degli ultra ottantenni. Quindi speriamo bene appunto che poi oltre agli ottantenni che vengano avanti tutti gli altri. La paura del Covid Mario Vivian l'ha già vissuta quando il virus maledetto ha contagiato 4 suoi familiari che fortunatamente sono ora guariti senza gravi conseguenze. E questi ultimi 12 mesi Mario li ha vissuti rispettando rigorosamente le regole anticontagio, rinunciando ad abbracciare gli affetti più cari, come alla sua grande passione, la montagna. Con il CAI prima della pandemia accompagnava gruppi di ragazzi disabili. Avevamo programmato 42 uscite nel 2020, quei ragazzi. Fatte 0 naturalmente, purtroppo insomma. Il vaccino ora rappresenta la via per uscire dal tunnel. Se dunque per i 7.500 trevigiani nati nel 41 si parte domani, verso la fine della settimana dovrebbe essere la volta dei primi insegnanti che verranno vaccinati con le 12.000 dosi di AstraZeneca destinate per ora alla Marca. E intanto cresce il numero di pazienti anche nella Marca trevigiana che segnalano il perdurare di sintomi invalidanti anche diversi mesi dopo la negativizzazione. È la cosiddetta sindrome long Covid. Io ho preso il Covid proprio inizio pandemia, cioè la prima febbre è iniziata il 24 febbraio, pertanto quasi un anno fa, e mi sono stata ricoverata il 1 marzo, una decina di giorni a Cafoncello. Dimessa, che non stavo ancora benissimo, però la situazione in quel momento dell'ospedale era drammatica, pertanto nel momento in cui non avevo più la febbre e potevo respirare da sola, sono stata dimessa.
È trascorso ormai quasi un anno da quei giorni drammatici, ma per Valentina Botos, ex assessore alla partecipazione del comune di Casale sul Sile, gli effetti del virus non sono passati del tutto. Si chiama long covid ed è una sindrome che interessa diverse persone che hanno contratto la malattia, con sintomi che continuano ben oltre la negativizzazione. Sono sintomi anche abbastanza vari che possono riguardare vari organi e apparati. Del resto sappiamo che il virus colpisce non solo il polmone, ma può colpire anche il cuore, l'apparato gastrointestinale, il sistema nervoso. Solitamente nell'arco appunto di 4-6 settimane i sintomi bene o male scompaiono, ma in alcune situazioni possono protrarsi per 12 settimane, quindi circa 3 mesi, in alcuni casi anche fino a 6 mesi e poi forse oltre. Respiro corto, estrema stanchezza, ma anche difficoltà di concentrazione e memoria, disturbi gastrointestinali, dolori muscolari e articolari anche al minimo sforzo. I sintomi sono molto vari ed hanno talvolta un andamento altalenante. Ci sono in generale dei sintomi che incidono molto sulla qualità di vita della persona. Proprio per la stanchezza estrema, Valentina Botos è stata costretta ad abbandonare il ruolo di assessore. Io ho tentato di portare avanti la cosa, ma non era assolutamente possibile. Proprio alla sera io non ce la facevo, anche per il grosso problema che quello si è protratto per molto tempo della difficoltà di concentrazione. Quella era una difficoltà che avevo e qualche volta ho ancora. E a incidere sempre di più sul contagio è la variante inglese e la sua evoluzione. Avanza velocemente, siamo sul filo di lana, dice il virologo Pregliasco. Queste varianti rappresentano un grande rischio non solo sul fronte dello sci in generale, ma su questa maggiore loro trasmissibilità e necessità di in qualche modo stare in un equilibrio perché siamo veramente su un filo di lama. La fase instabile potrebbe precipitare, come del resto sta accadendo in altri paesi. Le mutazioni, soprattutto quelle inglese, corrono più dei vaccini e stanno disegnando una nuova traiettoria del contagio, senza contare gli ultimi studi sul campo. Non abbiamo ancora contezza, ma qualche informazione ci sta dicendo anche che potrebbe essere anche più letale, però a prescindere dalla quella che non sembra ad oggi essere una maggior letalità, tutto questo porta a un rischio di una quota superiore di morti perché più casi, ovviamente percentualmente più morti, ma in termini assoluti anche poi più decessi. Da qui la necessità anche di rivedere il sistema dei colori finora utilizzato. Un'accelerazione del virus imporrebbe un modello ancora più fluido e veloce nella risposta. Impraticabile però, dice sempre Pregliasco, un altro lockdown nazionale. Resta la strada del distanziamento e della prevenzione. Questo è lo sforzo da fare ancora per 2 o 3 mesi. Ma l'ipotesi di un lockdown nazionale si fa, sono tante le voci autorevoli che lo chiedono, soprattutto a livello scientifico, una ipotesi che infiamma il dibattito anche tra i trevigiani. Se i tecnici hanno deciso di fare una cosa del genere, significa che vale la pena di farla. No, si vuole copare l'Italia del tutto, siamo nati qui nei 20 giorni, solo che dica. Ma non solo la salute, ma anche l'economia soprattutto. Non ci sono i dati, come si fa a dire? Chiudiamo perché? Chi prende la decisione avrà degli elementi per poterlo fare. Penso che debba essere presa la soluzione migliore per tutti, cercando di trovare il giusto compromesso tra i ristoratori che hanno appena riaperto e comunque cercando di salvaguardare la salute di tutti quanti. Io penso che sì, forse sarebbe giusto un lockdown totale. Sarebbe giusto, perché purtroppo permettendo tante cose ne approfittano. Su situazione così grave per il coronavirus certamente si deve chiudere, però è una mazzata per noi. Io punterei di più dicono tutti sui vaccini, sperando che arrivino. Punterei più su quello che non sulla chiusura totale. Mi preoccupa la faccenda, però è anche vero che così ci sono parecchie misure, ma mancano i controlli. Adesso che abbiamo iniziato a uscire un po' con la testa fuori, mi sembra una mazzata estrema. Se c'è bisogno si fa il lockdown totale. Non è piacevole per nessuno, specialmente per chi lavora. Ma almeno a detta
degli esperti, se serve bisogna farlo. Se danno i ristori, certo, senz'altro, però lasciarli chiusi, non lo so come ricominceranno. Dopo una domenica ad altissima tensione non si spegne la polemica a Miane per la cerimonia al cimitero dove sono stati ricordati i militanti della Repubblica Sociale uccisi a Combay tra il 7 e l'8 maggio 1945. Per il Partito Democratico trevigiano una vergognosa parata nostalgica, tanto da chiedere l'intervento del prefetto. Contemporaneamente, sempre a Miane, come vi abbiamo raccontato nel TG di ieri sera, si è tenuta la cerimonia dell'ANPI che poco distante a Campea ha omaggiato i 3 giovani uccisi da un rastrellamento nazifascista. Per il sindaco di Miane, Denny Buso, le ferite lasciate dalla guerra sono talmente profonde che si possono ricomporre solo se saremo capaci di una memoria condivisa. Buso ripercorre così la vicenda e sottolinea il ruolo dell'amministrazione. Il comune aveva inviato un proprio rappresentante in cimitero, spiega, ma poi abbiamo appreso della cerimonia dei partigiani. A quel punto per l'amministrazione era impossibile mandare qualcuno per i tempi stretti, oltre che per la concreta possibilità che la partecipazione ad una piuttosto che all'altra manifestazione venisse strumentalizzata. Questo ci ha portato a malincuore a rinunciare a entrambe le manifestazioni. Sono però convinto, conclude il sindaco, che non debbano essere le colpe a decidere sulla memoria collettiva, perciò andrò personalmente in settimana a visitare entrambe le lapidi. Così quindi a Miane. Adesso per noi c'è qualche istante di pubblicità. A dopo. Di nuovo in studio per la cronaca è stata sgominata una banda specializzata in furti di auto di lusso. Una delle vittime si era vista sottrarre il veicolo mentre si trovava ricoverata a causa del Covid. Il modus operandi della banda era sempre lo stesso. Sceglievano le auto, poi seguivano i proprietari fino a casa e attendevano il momento ideale per mettere a segno il colpo. Sfruttavano gli orari del lockdown, uscendo alle 5 per rubare le macchine e rientravano alle 8 in modo da accodarsi al traffico di quell'ora ed evitare così i controlli. È stata sgominata dai carabinieri di Padova una banda spregiudicata e specializzata in furti d'auto di lusso. I militari hanno bloccato a Sottomarina e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria 2 cittadini bulgari che stavano per fuggire dall'Italia con 2 veicoli rubati ed immatricolati con targhe estere. Le indagini erano partite nel dicembre del 2020 dopo una serie di furti tra le province di Padova, Treviso e Venezia. Nei luoghi dei colpi era sempre presente un'auto di proprietà di un bulgaro. Le indagini avevano così portato ad un capannone a Cavarzere dove erano custodite le auto oggetto di furto e dove era stata organizzata una vera e propria officina e carrozzeria per la rimatricolazione dei veicoli. Qui veniva rimossa qualunque indicazione della reale origine, rendendo le auto di fatto irreperibili. Le macchine poi venivano esportate con targhe bulgare, svizzere ed austriache. La strumentazione di cui erano dotati era sofisticatissima, consentiva di intercettare le radiofrequenze dei telecomandi di chiusura dei cancelli e clonare a distanza le chiavi dei veicoli per poi riprogrammare completamente tutto il sistema interno tramite PC, avendo gli schemi elettrici dei veicoli. Le indagini ovviamente sono ancora in corso. I 7 mezzi trafugati erano tutti SUV di alta fascia per un valore di 350.000 euro. Andiamo adesso a Castelfranco Veneto per la protesta dei residenti di Poisolo, ostaggio prigionieri di un passaggio a livello. Noi siamo ostaggio di questo passaggio a livello. È una convivenza difficile quella che da decenni lega la frazione di Poisolo a Castelfranco Veneto con questo passaggio a livello. Le fermate imposte dai treni qui in via San Daniele sono frequenti. Ogni mezz'ora il traffico veicolare è interrotto anche fino a 20 minuti per far passare ogni tipo di treno sia di giorno che di notte. L'unico che ancora vuole combattere contro queste barriere che da sempre hanno dettato la viabilità delle famiglie del luogo è un operaio 23enne. Andrea, che abita poco lontano, è costretto alle volte ad allungare la strada pur di arrivare in orario a lavoro. Devo essere sempre di fretta, non posso perdere un minuto, perché se perdo 30 secondi io rimango bloccato qui e per forza devo girarmi e fare la strada più lunga per metterci meno tempo. Le persone per andare a lavorare passando da di qua molto spesso si girano
proprio fanno inversione quando trovano le sbarre chiuse. Per chi ha fretta, quando i tempi di attesa vanno oltre i 15 minuti per il passaggio di un treno merci, non rimane altro che allungare il percorso di 4 chilometri. Automobilisti in coda e disagi a non finire per lavoratori e mamme che prima di andare a lavorare devono portare i figli a scuola. Cosa ne pensa di questo passaggio a livello? Che è sempre chiuso e che fa perdere un sacco di tempo. È un incubo. Treni non passano, si fermano le sbarre, cioè è un disastro. Ormai il progetto di quando sono venuta qua hanno detto che il progetto un comune ci sta per modificare, per fare qualche lavoro. Mai fatto niente nessuno. La comunità di Poisolo si augura venga realizzato un sottopasso che li liberi da questo disagio. Vogliamo più chiarezza, vogliamo delle risposte della Ferrovia dello Stato, qualcosa, una soluzione per questo passaggio a livello, come ad esempio un display che ci indichi il numero di minuti che dobbiamo attendere. È morto ieri all'ospedale di Vittorio Veneto, dove era stato ricoverato per l'aggravarsi delle sue condizioni Maurizio Ferrari, 71 anni, presidente e amministratore delegato della ex Castelgarden, divenuta poi GGP e quindi Stig, azienda dei trattorini rasaerbe e delle attrezzature per giardinaggio di Castelfranco Veneto. Ferrari era stato colpito da una forma aggressiva di Covid e a nulla sono valse le terapie intensive, le cure alle quali è stato sottoposto. Così quindi a Vittorio Veneto. Adesso andiamo a Belluno. A Belluno, dove in primo piano c'è la tragedia che si è consumata nella tarda serata di ieri a Santa Giustina. Un pensionato di 75 anni è morto presumibilmente per annegamento mentre eseguiva lavori di manutenzione all'abbeveratoio della sua stalla in via Arnè. Alessandro Giuliano Radamondo si sarebbe sporto in un tombino pieno d'acqua, restando incastrato al suo interno. L'allarme è stato dato dalla famiglia. Il corpo dello sfortunato è stato recuperato dai vigili del fuoco e trasferito nella camera mortuaria dell'ospedale di Belluno. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai carabinieri della stazione di Santa Giustina. Ma il tema di queste ore politico ed economico in provincia di Belluno riguarda lo sconcerto unanime per il nuovo blocco dello sci alla vigilia dell'apertura degli impianti. Una doccia fredda, anzi gelata, viste anche le temperature, per gli operatori del comparto. Durissime le loro parole. Non ci sono parole per esprimere la delusione, la preoccupazione e soprattutto l'arrabbiatura di tutto il mondo della montagna. La comunicazione sconcertante, con tutto il rispetto dovuto alla salute, è arrivata alle 19 di una domenica di grande lavoro, quando tutti e tutto erano ormai pronti e con il massimo rigore, dice Fulvio Valt, direttore della scuola di sci Falcade Dolomiti. Raccapricciante e imbarazzante, commenta il presidente Zaia, che stavolta al governo chiede i danni per il settore che dall'8 marzo dello scorso anno non ha visto ancora un euro. Siamo stati fermati e ci sentiamo veramente presi in giro. I ristori dal marzo 2020 ad oggi non è arrivato nulla, sono state fatte solamente delle grandi promesse. Non ci sono ad oggi delle date certe, e questo noi vogliamo, delle date certe. Dal Colle del Nevegal, dove la seggiovia della Coca Bassa è attiva per consentire l'allenamento dei ragazzini degli sci club, parla Alessandro Molin, presidente di Nevegal 2021. Io credo che stavolta sia stato superato ogni limite. Abbiamo speso anche dei soldi, oltre alla beffa di non aprire, uno ha anche investito dei soldi per la riapertura, comprando reti e distanziatori per seguire i protocolli, come è giusto che sia, e in più a 24 ore a distanza dall'apertura viene comunicato da parte del Ministro che gli impianti non possono aprire. E si moltiplicano in queste ore gli appelli ai due neoministri bellunesi, Franco ed Incà, se hanno a cuore la montagna si facciano sentire. La riapertura eventuale il 5 marzo, mese esatto dalla chiusura della stagione, rende ancora una volta tutto più difficile. Un segnale importante che potevamo dare alla montagna, a noi, alle nostre maestranze, ma soprattutto alla filiera che sta dietro di noi, penso alle scuole sci, agli alberghi, ai ristoranti, ai rifugi, ai noleggi. Questo è quello che noi, lo spirito col quale noi saremo ripartiti. Attenzione e pressione sono rivolti al nuovo governo, dice il presidente regionale di ANEF, perché il tempo è veramente scaduto dopo un insostenibile e ingiusto tira e molla iniziato a novembre. L'indecisione è quella che ha creato i maggiori danni. Probabilmente era meglio dare subito per chiusa la stagione e concentrarci direttamente sul tema dei ristori. Adesso i ristori sono fondamentali, è quello che ci può tenere in vita.
Lo slancio per Vaia prima, l'aiuto per le difficoltà causate dal Covid, poi la macchina della solidarietà non si ferma in provincia di Belluno con il fondo welfare. È nato per contrastare lo spopolamento e il disagio sociale che questo comporta. Eravamo all'inizio dell'autunno del 2018, 2 settimane dopo la tempesta Vaia cambiò i connotati a un territorio già fragile di suo e le note difficoltà si unirono quelle di chi si trovò costretto a farsi largo in mezzo al fango. 500.000 euro la prima tranche di donazioni raccolte dal fondo welfare, che è diventato in pochi anni un catino prezioso di risorse da destinare a chi si trova in stato di necessità. Il fondo, nato da un'idea di CGIL, CISL e provincia, è allargato a tutte le istituzioni civili e religiose, all'associazionismo e alle categorie economiche. Da 2 settimane ha annunciato l'accordo stipulato da sindacati e Confindustria per far crescere le proprie entrate attraverso le erogazioni dei lavoratori. Sarà comunque un'erogazione volontaria, quindi è un accordo che dice che le aziende e i rappresentanti delle aziende e i rappresentanti dei lavoratori concordano su questa finalità, e poi naturalmente sarà una destinazione liberale e volontaria del singolo lavoratore. Il fondo è un conto corrente su cui confluiscono le libere donazioni finalizzate al soddisfacimento di bisogni contingenti, non ultimi quelli legati alle problematiche del coronavirus. Insieme al Comitato d'Intesa abbiamo attivato la campagna Aiutiamoci Belluno e a breve, intendo entro questo mese, abbiamo affidato il compito ai 2 ambiti di Belluno e di Feltre, proprio perché lì c'è la professionalità degli assistenti sociali, dei servizi sociali che sanno discriminare e pesare i bisogni delle persone. L'obiettivo dichiarato è la trasparenza e l'equità nei confronti di tutti i cittadini. Il fondo si è mosso anche nei confronti della provincia per orientare i contributi destinati ai comuni di confine. 2 milioni di euro saranno destinati alle categorie produttive e noi ci accorgiamo di questa grande difficoltà, perché anche a livello di raccolta fondi, se con Vaia sono arrivati ovviamente fondi eravamo raggiunto oltre 500.000 euro, ora siamo a 45.000 euro, che è sicuramente una quota dignitosa e con la quale speriamo di poter aiutare le persone, ma chiaramente sono le persone hanno donato secondo le loro possibilità. Renzo Minella, presidente di ANEF del Veneto, l'associazione degli impiantisti, Alberto Villanova della Lega, Edoardo Pittalis, giornalista, Elisabetta Gardini dell'esecutivo nazionale di Fratelli d'Italia, Franco Nicoletti, Movimento 5 Stelle, Fausto Pozzobon di Lega Ambiente. Saranno loro i protagonisti questa sera a partire dalle 21:15 di Ring, in studio con il vice direttore Ferdinando Avarino. È davvero tutto, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora da Treviso e Belluno. Grazie davvero per l'attenzione, buon proseguimento di serata. Lasciati ispirare dai nostri pavimenti e rivestimenti R di bagno. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, Aroncade, Treviso. Bentrovati al meteo. Anticiclone in rinforzo dopo un inizio di settimana molto freddo con temperature ben inferiori alle medie del periodo. Il clima rimarrà asciutto, ma le temperature saranno in lieve ripresa. Vediamo il dettaglio di martedì 16 febbraio. Sul Veneto tempo ancora stabile, ampio soleggiamento su tutti i settori della nostra regione. Il cielo sarà da sereno o al massimo poco nuvoloso. Nel corso della giornata saranno possibili soltanto degli addensamenti, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature, come detto, in generale aumento, minime ancora sotto zero, valori massimi invece tra i 5 e i 10 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove il contesto sarà simile, con tanto sole ovunque, salvo per locali annuvolamenti, specie sui settori montuosi. Temperature minime tra -2 e 1 grado, massime invece sui 5-7 gradi. Infine, stesso scenario anche sul Trentino Alto Adige, cielo sereno al massimo velato, qualche nube più in corrispondenza delle aree meridionali, ma del tutto innocua. Temperature minime ampiamente sotto lo zero ancora, massime sugli 11 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Lasciati ispirare dai nostri pavimenti e rivestimenti R di bagno. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, Aroncade, Treviso.